Ringraziamo appunto gli autori che hanno permesso appunto attraverso quest'opera di valorizzare il nostro territorio, di renderlo funzionale, attraverso immagini, parole e musica, un connubio che ha permesso appunto di dare uno spaccato di cos'è poi Om alla fine e dunque diciamo così il nostro territorio che viene ancora una volta considerato da parte non solo dell'artista ma che ci dà poi dopo un'impressione a tutti coloro che poi dopo vedranno quest'opera. Il libro nasce dall'osservazione del territorio dove vivo io e facendolo andando in giro in bicicletta perché mi piace fare ciclismo e ho cominciato portandomi dietro la macchina fotografica e poi ho cominciato a vedere la possibilità di creare un racconto descrivendo questo territorio che percorrevo in lungo e in largo perché praticamente il libro racchiude tutta la parte sud-est del Veneto, praticamente la parte sud della provincia di Venezia, quasi tutta la provincia di Rovigo, qualche sconfinamento nella provincia di Padova e fino ad arrivare in Emilia-Romagna, siamo arrivati fino a Comacchio. E sì, infatti proprio per vezzo nel libro ho voluto inserire anche una foto della laguna di Comacchio, una sola. E nasce così, poi c'è l'incontro con Renzo Cremona, che io considero un pittore della parola perché lui scrive, cioè lui dipinge scrivendo e ci siamo parlati, ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di descrivere questo tema della casa, lui con le sue poesie, io con le fotografie e di unirle assieme, non in un rapporto didascalico, ma in un rapporto di confronto, una specie di libro double face per capirci. Ecco. E al termine è arrivato alla conclusione che casa è? È il luogo dove riposa il cuore. Il lavoro che è stato fatto in Home è il frutto di un lavoro di 15 anni sulla lingua locale per far emergere quelle che sono le potenzialità di una lingua che in teoria si ritengono solo appannaggio di quelle che sono le lingue standard. In verità il lavoro è stato estremamente interessante proprio perché da una lingua che abitualmente è chiamata dialetto e quindi una specie di sottolingua, una lingua che serve solo per le barzellette o per le cose estremamente volgari, e il lavoro è stato quello di sgrezzarla, di toglierle tutte le concrezioni che si sono formate nel tempo e soprattutto quella patina di esclusione sociale che si portano addosso i dialetti per far emergere le sue potenzialità di lingua a tutti gli effetti. E quindi in Home c'è una parte proprio anche di questo, c'è un uso della lingua visionario completamente al di fuori di quello che noi potremmo aspettarci da quelli che abitualmente chiamiamo dialetti, per far vedere che la lingua è una lingua a tutti gli effetti, una lingua locale parlata solo in una città, in una zona estremamente limitata, ma è una lingua come tutte le lingue.